Edoardo Cicala, dalla musica adesso una svolta verso la fotografia, comunque l'arte che si esprime a 360 gradi. Questo è una mia vecchia passione che adesso chiaramente avendo più tempo rispetto a prima riesco a portare avanti, ma la fotografia è legata anche a dei progetti che sono progetti editoriali. Io ormai mi occupo di editoria, la mia attività di fotografo è legata all'editoria perché pubblico dei libri che parlano e raccontano la Sicilia e delle bellezze nascoste che a poco vengono tirate fuori. Quali questi libri? E allora, io ho fatto un libro, ho prodotto un libro nel 2013 che è l'unico libro che si trova in libreria e che parla di Agrigento, sul centro Come storico. l'unico? È l'unico perché è l'unico libro, se si va in libreria e si chiede un libro su Agrigento, credo che questo sia l'unico libro che parla del centro storico e che parte dal centro storico e arriva fino alla valle e alla Colimbeta. Non solo foto? No, assolutamente anche descrizioni, delle descrizioni non in maniera, voglio dire, esaustiva, ma non troppo, voglio dire, è un libro che viene trattato come se fosse un libro guida, un po' è come se prendessimo a mano un visitatore e lo si porta in giro attraverso le immagini, ma attraverso anche un percorso di testi che illustra cosa andare a visitare nella nostra bella Agrigento. Quindi c'è uno studio oltre che una produzione artistica da parte sua? Sicuramente sì, da poco si è pubblicato un libro sul Parco dei Monti Sicani, un libro istituzionale che sarà presentato a breve, che illustra una porzione di territorio che appartiene alla provincia di Agrigento e che viene condivisa con la provincia di Palermo, perché è un territorio che è a cavallo tra il territorio agrigentino e quello palermitano. È una cosa che abbiamo iniziato, un progetto che abbiamo iniziato diversi anni fa insieme a Mario Liberto e che io, devo dire la verità, ho avuto anche il piacere di scoprire, perché spesso e volentieri noi magari conosciamo più cose che cioè cose che sono distanti da casa nostra, ma poi alla fine sconosciamo quasi totalmente quello che c'è vicino a casa nostra. Progetti futuri dunque? Ma la musica l'ha abbandonata totalmente? La musica non è abbandonata, diciamo che ogni cosa ha un inizio e anche un percorso di fine, non è proprio finita. Però personalmente, io parlo personalmente, i Dioscuri esistono ancora, se questa era di Dioscuri esistono ancora e continuano ancora a fare musica, però è un'attività non continuativa come era fatta prima, questo sì.